mentre insaponiamo la sedia, vi racconto la storia di questo tessuto. Prima di diventare Alcantara SpA, vi è stata una collaborazione tra la Tora Industries e l'Arik, nel periodo che va tra il 1972 al 1981, ed il brevetto è stato presentato dal signor Okamoto Miyoshi, ricercatore di nazionalità giapponese, nell'anno 1970. Insaponiamo sia la seduta che lo schienale, con movimenti sempre lenti. Come notate, quando si lava lo schienale si bagna sempre la parte in basso, altrimenti se si partisse dall'alto si formerebbero dei rigoli d'acqua lungo lo schienale, difficili da togliere. L'Alcantara è un tessuto che rilascia molto bene lo sport. In definitiva, la sua composizione è il risultato di un processo chimico-fisico tra i due tessuti. Il poliestere coagulato in percentuale 68% ed il restante 32% da poliuretano. Per aiutare l'eliminazione dello sporco, spruzziamo un prodotto che non intacchi i colori. E subito dopo sfreghiamo il sapone di Marsiglia. Una volta finito, non facciamo altro che risciacquare ed aspirare molto bene. Guardate come le macchie non sono più visibili. Ed una volta asciutte, le fasciamo per la consegna.